L'iniziativa è sorta a seguito di un paio di provvedimenti legislativi, nel senso che il primo è stata la ripubblicazione delle norme tecniche sulle costruzioni del 2018, laddove si dice che la progettazione antisismica deve essere praticamente collegata a quella che è l'accelerazione di picco al suolo sito dipendente. La seconda riguarda invece un provvedimento analogo che è già datato qualche anno fa, che sulla stessa falsariga ha preso la giunta regionale della Lombardia, per cui c'è già un precedente su questo, insomma. Una terza, se vogliamo, riguarda la possibilità di estendere i benefici fiscali del sisma bonus anche a territori di comuni che oggi come oggi si vedrebbero esclusi. Nella fattispecie sarebbero questi i comuni oggi classificati in zona 4 e che noi invece proprio suffragati, diciamo, dalle accelerazioni al suolo che abbiamo riscontrato sulla mappa predisposta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dovrebbero invece essere riclassificati in zona 3. Questi comuni sono 154, la bellezza di 154 comuni, tutto riguardano sostanzialmente la zona della pianura veneta, con l'eccezione di un comune nel Bellunese, fattispecie di Vinalongo. Dopo ci sono 64 comuni in provincia di Padova, 35 comuni in provincia di Vicenza, 6 comuni in provincia di Venezia, 20 comuni in provincia di Verona, 20 comuni riepilogo. Allora, un comune in provincia di Belluno, 64 comuni in provincia di Padova, 35 in provincia di Rovigo, 6 in provincia di Vicenza, 20 in provincia di Venezia e 28 in provincia di Verona, e fanno 154. L'intendimento nostro è quello di fornire praticamente una bozza insomma, che è già pronta da mesi alla Regione Veneto, una bozza di delibera motivata dalle considerazioni che ho fatto prima, nel senso che noi siamo andati a verificare appunto che l'accelerazione di picco al suolo fosse superiore ai 0,05G, che è la discrimine fra la zona 4 e la zona 3, e abbiamo verificato che tutti i territori di questi comuni praticamente hanno un'accelerazione di picco al suolo superiore effettivamente di 0,05G, e quindi dovrebbe essere un provvedimento quasi automatico, se vogliamo, insomma, ecco. Abbiamo la necessità di chiedere con estrema urgenza, secondo me purtroppo ormai i tempi non saranno più, come si suol dire, utili, perché a gennaio dovrebbe partire il semestre bianco, in quanto sapete anche voi che si andrà a rinnovare il Consiglio regionale il prossimo anno, verso maggio, per cui temo che non lo so se riusciamo, insomma, o se la Regione riesce più a deliberare in tempi utili. Ciò non toglie che noi dovremmo ufficializzare la nostra proposta con tanto di carta intestata, eccetera. Io spero che su questa si accodi anche l'Anci Veneto, possibilmente, dopo ci verrà la vicepresidente, e chiedere ufficialmente audizione in seconda commissione.
perché è quella deputata a discutere di queste problematiche. Cos'altro dire? È stato fatto un lungo lavoro, ringrazio tutti i componenti del gruppo di lavoro Sismica che con me hanno collaborato alla stesura di questa bozza di delibera. Spero che sia stata mandata alla vicepresidente Pavanello e che l'abbia potuta leggere e vedere. Insomma, non c'è niente di straordinario e quindi spero che quanto prima, insomma, si riesca a dare, che l'obiettivo è quello di aumentare chiaramente la sensibilità delle popolazioni riguardo al rischio sismico e dare, appunto, come dicevo prima, l'opportunità anche a questi cittadini e a queste popolazioni di poter usufruire degli sconti fiscali relativi al sisma bonus. Grazie. Innanzitutto saluto tutti e ringrazio per l'invito, grazie per aver anche portato questo argomento in un'occasione di un'assemblea congressuale e vi porto i saluti del neopresidente di ANCI Veneto, il sindaco Mario Conte, il sindaco di Treviso, che ha delegato me in quanto avevo già iniziato un rapporto appunto con l'Ordine degli Ingegneri rispetto a questa tematica. Posso certamente dire che noi collaboreremo volentieri in tutte le iniziative che servono a diffondere una maggior cultura e informazione sia presso gli amministratori che presso i funzionari dei comuni, anche rispetto, mi pare, al tema che si diceva prima di Veneto 2050. Anche se abbiamo fatto con la Regione già un primo giro di informative presso tutte le province, le città capoluogo. Certo che adesso la norma che si comincia ad applicare, in più credo che hanno pubblicato gli allegati, ecco, e dove c'è stato anche un gruppo con rappresentanti dell'Associazione dei Comuni, e quindi credo che sia assolutamente un'iniziativa che adotteremo volentieri, proprio perché serve approfondire, serve diffondere la conoscenza. E ricordo anche che a maggio, sostanzialmente tra maggio e giugno, si sono rinnovati più di 300 comuni, ecco, nel Veneto, su 563. Ci sono molti nuovi amministratori e certamente ce ne sono anche di primissima esperienza, e quindi sicuramente è un'iniziativa che noi accogliamo volentieri. Proprio perché ci sono state le nuove elezioni, proprio perché c'è stata anche un'assemblea congressuale, la nostra c'è stata proprio recentemente, è stata il 27 novembre, allora noi dobbiamo, rispetto alla proposta che ci è stata fatta, quella della valutare la modifica della classificazione dei 154 comuni, io di primo acchito, io e anche il direttore eravamo rimasti, come dire, molto colpiti, e tutto quello che serve in qualche modo anche rendere più coerenti le classificazioni rispetto alla cultura della prevenzione e la protezione, lo riteniamo assolutamente positivo. Quello che però, alla luce anche del cambio degli organismi e di tutti, di un inserimento anche cospicuo di nuovi amministratori, di nuovi sindaci anche negli organismi regionali, credo che noi dovremmo, con il gruppo tecnico che abbiamo di supporto tecnico, valutare attentamente questa proposta, perché, ripeto, è sicuramente una proposta che va nel senso di aumentare anche il grado di prevenzione e di protezione, e soprattutto, lei ha spiegato tecnicamente quali sono le ragioni, ci permetterebbe anche di accedere ai benefici. Certo che bisogna che spieghiamo anche ai comuni, che sentiamo i tecnici, che contestualmente la modifica della classificazione del comune anche comporta la rizonizzazione del comune, e quindi per tutti gli edifici esistenti e quelli nuovi da costruire
servono appunto rispetto delle prescrizioni che sono presenti nell'NTC. Questo è il tema un pochettino delicato che va innanzitutto detto e fatto capire nei contenuti e credo che anche servirà a fare una valutazione rispetto appunto anche ai benefici, anche a cosa può smuovere a livello di, economico, perché io ci tengo insomma ad informare che a prescindere tutti i finanziamenti che adesso ci sono stati per le progettazioni e le verifiche sismiche, sono state solo per credo le zone, la 1 e la 2 sono stati, però i comuni con loro risorse stanno comunque procedendo direi soprattutto in questo biennio stanno procedendo con le verifiche sismiche e poi di conseguenza le progettazioni che servono per il miglioramento sismico. Ripeto, credo sia uno dei temi per i quali gli amministratori sono più attenti e più anche sentivo prima uno dei coordinatori dei gruppi di lavoro che diceva che le norme non è che devono essere considerate come dire un impiccio perché devono essere applicate, ma certo che tutto quello che comporta la normativa antisismica, l'adeguamento antisismico è una delle grossissime responsabilità, è uno dei pensieri più grandi che hanno gli amministratori in questo momento storico, perché oltre alle scuole, che sono, abbiamo visto anche da recenti ricerche, sono tutte scuole che risalgono insomma a periodi anche, molti in periodo fascista, molto negli anni 70, molti negli anni 80, alcuni negli anni 90, ma insomma sono tutti edifici che hanno bisogno di interventi e sui quali i comuni, devo dire finalmente, se me lo chiedevate 2 anni fa, dicevo che la situazione era ancora abbastanza critica, oggi insomma la situazione sta migliorando. Ecco, credo che dovremmo costituire e fare un'audizione con la nostra consulta ambiente e territorio e valutare anche alla presenza del nostro gruppo di tecnici questa proposta. Cioè io vi inviterei ufficialmente ad un incontro di questo tipo in cui ci saranno sia tecnici, ci saranno amministratori che sono anche dei tecnici, perché poi c'è anche questa tipologia, e ci saranno anche i funzionari dei comuni. Certo che sicuramente la vostra proposta andrebbe nel senso di rendere più coerente il tutto. Bisogna capire in che tempo e come si è in grado di far capire e di portare a questa modifica, perché poi ci sono tutte le altre conseguenze. Voi sapete che quando ci sono anche tutte le rideterminazioni e le rizonizzazioni si apre un discorso a volte complesso. Aggiungo una cosa che diceva prima il Presidente: risulta anche a me che entro la fine dell'anno, per iniziativa appunto del Presidente della Commissione Urbanistica, dovrebbe esserci quella norma che dovrebbe aiutare a risolvere anche dal punto di vista interpretativo molte situazioni per cui ci sono progetti che sono bloccati, alienazioni di immobili ferme, ed era uno dei temi che era emerso anche quando ci sono stati i gruppi di lavoro su Veneto 2050 e anche sul quel lavoro che è stato fatto tra Regione e Anci Veneto sul regolamento edilizio tipo e anche su un glossario, insomma, che adesso sta per scadere il termine, ma non si sono adeguati tutti i comuni, c'è un po' la speranza, probabilmente arriverà una richiesta di proroga e quindi insomma ben venga anche poi sistemare, ma non perché vogliamo che le cose, che gli edifici non siano come dovrebbero essere, ecco. Vorrei sottolineare il fatto che gli amministratori vorrebbero davvero che tutti gli edifici pubblici, le scuole fossero davvero sicuri e rispondenti a tutti i crismi. Vorrebbero anche avere più competenze proprio anche per poter fare anche una funzione di maggiore accompagnamento rispetto alle strutture che a volte, voi lo sapete, siete una
categoria fondamentale, perché non è che le progettazioni dei comuni vengano fatte dai tecnici interni dei comuni, credo che ormai sia noto a tutti che c'è pressoché una totale esternalizzazione anche sui comuni che hanno delle dimensioni medie, ma diciamo che il lunghissimo periodo di tempo che c'è stato di impossibilità di fare formazione, poi l'impossibilità di sostituire il personale, poi la parziale possibilità del personale e in più il blocco totale degli investimenti che è ripreso direi nell'ultimo anno. Diciamo che insieme tutte questi elementi hanno portato una grande criticità nei comuni, che solo direi da poco più di un anno cominciamo a vedere una ripresa degli investimenti, che è stata supportata anche da un nostro lavoro di ricerca che abbiamo presentato recentemente insieme all'ANCE, all'Associazione dei Costruttori, perché lo sblocco degli avanzi di amministrazione ha permesso finalmente ai comuni di riprendere, non a fare, le nuove strutture sono comunque una parte minoritaria, fare nuove scuole è molto faticoso. Io conosco numerosi comuni che stanno mettendo risorse proprie, risorse ministeriali, risorse regionali, però è un percorso di una lunghezza e tale complessità che fa il tempo a passare alla generazione, cioè il quinquennio della primaria, prima che i bambini vedano la nuova scuola. Ecco, noi vorremmo a volte che questi tempi fossero diversi, ecco. Vorremmo davvero che fossero profondamente diversi. Grazie. Grazie. Allora, Luigi, sì, un attimo solo. Sì, un attimo solo. Sì, un attimo solo. Cioè, ho capito. Grazie al tesoriere. Per chi vuole approfondire il progetto di legge 436 del 2019, di quello che stiamo discutendo. Ok? Sì. Scusate se intervengo di nuovo, ecco, sono quello di prima. Allora, no, allora parlo, sono di Girol, parlo in questo caso, chiaramente come... no, non sono tecnico comunale, no, allora parlo sia come membro della commissione prevenzione sismi con cui abbiamo lavorato con il nostro coordinatore, abbiamo fatto secondo me un bel lavoro, ma parlo in questo caso anche per quello che ho detto prima sul discorso di PR80 sugli adempimenti. Allora, ci teniamo a precisare, è importante questo, che oggi le norme tecniche attuali, come ha detto bene il nostro coordinatore, con l'entrata in vigore dell'NTC 2018, il fatto di progettare o di intervenire su un edificio esistente in zona 1, 2, 3 o 4 non influisce minimamente, cioè nel senso, oggi la norma dice tu devi progettare e devi fare gli interventi secondo l'accelerazione di quel sito, che non stiamo dando noi. Esatto, ma infatti è quello il problema. Allora, dobbiamo far capire che prima di tutto il passare da zona 4 a zona 3, quindi alzare il livello, diciamo, di pericolosità, è tutto influente, perché dal punto di vista delle norme tecniche non cambia assolutamente nulla. Cioè oggi che io progetto questo edificio, che io la zona in cui mi trovo, la chiami 4, 3 o 2 o 1, non cambia assolutamente nulla per le norme tecniche. Quindi io devo progettare con l'accelerazione che ho di questo punto, indipendentemente da come la chiamo, perché ricordiamoci che la zonazione che abbiamo, la numerazione da 1 a 4 la diamo noi, cioè una zonazione amministrativa, non è tecnica. Per quanto riguarda invece gli adempimenti, che potrebbe essere un problema, no? Lei dice bisogna vedere se passando da zona 4 alla zona 3, come dire, diamo ulteriore adempimento, appesantiamo la pubblica amministrazione. Anche da questo punto di vista non cambia nulla, perché i previgenti di PR380 già non entrava nel merito, perché si parlava ad esempio dell'autorizzazione solo per le zone ad alta sismicità, quindi 1 e 2. Dopodiché a giugno abbiamo avuto lo sblocca cantieri che ha ulteriormente snellito le procedure, e anche qui non c'entra il discorso che siamo in zona 3 o zona 4, cioè anche lì entra la zona 1 e 2, ma è legata all'accelerazione, quindi già si comincia a slegare. Abbiamo visto che le attuali, l'andamento, cioè la linea che si sta seguendo addirittura sarà quella di essere completamente indipendente dalle zone, e quindi
complicare, diciamo così, cioè prevedere il semplice deposito o deposito con autorizzazione per l'inizio lavori solo nel caso in cui facciamo edifici strategici o rilevanti, indipendentemente dalla zona in cui siamo. Quindi anche in quel caso, se io faccio una scuola, diciamo, entrano in vigore il nuovo testo unico sulle costruzioni, così come l'abbiamo visto, un domani io farò una scuola, che io sia in zona 4 o in zona 1, io comunque dovrò fare il progetto come attualmente previsto e dovrò richiedere l'autorizzazione, ma non perché sono in zona 4, 3, 2, 1, ma perché sto costruendo una scuola in quell'edificio strategico, rilevante ai fini sismici. Quindi è importante far capire che la nostra proposta, di fatto, dal punto di vista tecnico e di adempimenti, non cambia assolutamente nulla. Per i comuni non cambierà nulla. E questo è il dato di fatto che ci dobbiamo vedere. Per contro, se andiamo a vedere gli adempimenti non cambia nulla. Se andiamo a vedere invece quali sono i benefici, in zona 4, in zona 3 li abbiamo, in zona 4 0. Quindi questo dobbiamo far capire. Sì, sistema bonus, adesso non so per quando, però l'importante è far capire questo, che dal punto di vista tecnico e adempimenti non c'è nessuna differenza. Questo dobbiamo farglielo capire noi. Grazie. Bene, grazie. Volevo solo dire che noi abbiamo bisogno di risorse aggiuntive, non è che se abbiamo sbloccato i soldi dei comuni bastano, facciamo una parte delle scuole, poi ci sono tutte le altre, quindi ben vengano finanziamenti aggiuntivi ed aiuti agli enti locali. Quindi se domani parte una richiesta di trovarci prima di Natale, penso sia impossibile. Sì, perché ci sono altri residenti come però a gennaio Il 2 gennaio. Mi sembrava che il Presidente Coccato volesse aggiungere qualcosa, intervenire. O anche Luca? No, non ho visto mai, scusa. Buonasera a tutti, solo un piccolo intervento proprio per aggiungere qualcosa a livello informativo. E mi ricollego esattamente all'ultima informazione che ci ha dato il Vicepresidente. Effettivamente abbiamo un enorme problema di comunicazione, enorme su questo aspetto. Come avevo già informato in consiglio di federazione, io ho ricevuto una richiesta dal sindaco di Padova di capire un po' meglio di cosa si trattava di questa progetto. Sì, perché effettivamente quando sono riuscito a spiegargli a voce di cosa si trattava, la risposta è stata: dov'è il problema? Il problema è che finché non gli spieghiamo esattamente quello che ha detto benissimo prima il mio collega, facciamo fatica a far comprendere l'importanza di questa norma e il nullo, bassissimo impatto che invece potrebbe avere rispetto agli organi competenti, in particolare gli uffici tecnici comunali. Aggiungo una seconda informazione: sono stato un po' più fortunato di Gianpietro in un recentissimo incontro che abbiamo avuto per altri temi, sono stato in compagnia dell'assessore Potacini, che conosce bene il tema, ne era perfettamente a conoscenza e mi ha detto: bene, di questa cosa ne parliamo però anche con l'assessore De Berti, competente, per cui fammi sapere quando volete venirne a parlare. In quell'occasione dovremo probabilmente togliere un po' di riferimenti normativi, togliere un po' di formule, togliere un po' di accelerazioni al suolo e dirgli semplicemente le 4 cose che un politico deve capire, anche se collega in quel caso, ma non sono tutti colleghi, ok? Per poter cercare proprio di far comprendere e superare questo ostacolo enorme che appena sentono cambiamento di normativa tutti alzano le mani e si fermano immediatamente. Grazie.